Lunedì 12 giugno 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Gazzettino di Belluno, in questo caso notizia in primo piano che ci porta nel capoluogo a un anno dalla elezione di Oscar De Pellegrini a sindaco del comune, il mio primo anno da sindaco. Questo è il titolo a piena pagina. Il 12 giugno del 2022 il voto di Belluno per Oscar De Pellegrini. La mia giunta funziona e funzionerà per tutto il mandato. Un anno dal voto, era il 12 giugno 2022, esattamente 12 mesi fa, quando la città di Belluno decideva di votare Oscar De Pellegrini come nuovo sindaco. Per lui, abituato ai palcoscenici dello sport paralimpico, una nuova avventura che peraltro aveva sempre avuto nella testa, se solo si pensa all'intervista del 2012, l'anno dell'oro nel tiro con l'arco a Londra, in cui aveva dichiarato pubblicamente il desiderio di voler diventare prima o dopo sindaco della sua città. Non mi interessano le ricorrenze, penso solo alla mia giunta che funziona e funzionerà per altri 4 anni, per il suo intero mandato, dice De Pellegrini in un colloquio che ha toccato ogni aspetto della sua vicenda umana e politica, attualmente concentrata in particolare sui fondi del PNRR. 60 milioni per cambiare la città di Belluno nella complessità del rispetto di tempi e normative. L'approfondimento di Ferin lo troverete da pagina 2 a pagina 3. Albergo Casa di Riposo, i misteri di Colmirano. La casa di riposo di Colmirano era un fantasma per regione, ULSS del comune, ma ben pubblicizzata sul sito e sul web. Che svolgesse attività di casa di riposo e non di casa per ferie come da autorizzazione era sotto gli occhi di tutti e sorprende che ci sia voluto così tanto tempo per smascherarla. È avvenuto a fine maggio con il blitz dei carabinieri del NAS e i vigili del fuoco. È emerso che in quell'edificio, dove ci potevano stare 25 anziani, ce n'erano 36 e tanti non autosufficienti. Una casa di riposo, insomma, che come tale doveva essere autorizzata e accreditata dalla regione e inserita nei piani di zona della conferenza dei sindaci. Notizia di approfondimento a firma di Bonetti a pagina 7. Feltre dopo la 24 ore e l'entusiasmo di Giovannotti sulla Rai. Feltre è una cosa pazzesca. Notizia di spalle, Belluno, grande festa a Caston per gli alpini. E ancora sport, Extreme Trail in Zoldo, podisti da 48 nazioni. Sono stati quasi 2000 i partecipanti alla 10ª edizione. Sempre dallo sport, ciclismo, Giro del Piave in Piazza dei Martiri, trionfa il trevigiano Giovanni De Carlo. E ancora successo all'Ambiui per la Vascalonga, maratona di nuoto per 26 squadre e 468 concorrenti. Ancora sport, Elena Andri e Sara Mazzucco protagoniste alla Cansiglio Run, mountain bike, Coppa del Mondo in Svizzera, specie a seconda delle azzurre. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia in primo piano riguarda il futuro delle terre alte, piccoli paesi senza negozi, abbattete la tassazione. L'iniziativa parte dal basso, ordine del giorno nei comuni indirizzato al governo, provincia allineata. Nel Veronese situazione critica, a Zoppella Alimentari resiste solo grazie ai volontari. L'iniziativa Accordo tra enti, il cammino delle Dolomiti verso il rilancio. Il percorso ad anello si sviluppa su 500 km in campo provincia, DMO e diocesi. Feltre, Castelli 24 ore a numero chiuso, più spettacolo e più sicurezza. Cortina, gestione romana, Rifugio Biella. Nel piatto arriva la matriciana. E la foto di copertina invece è dedicata al mondo scolastico. Cara scuola, sembra ieri, ma come sei cambiata a 40 anni, nei racconti di chi va in pensione. L'approfondimento di Paola Dalanese da pagina 22 a pagina 23. Ancora dalla nostra provincia, la corsa al seggio, elezione diretta delle province. Padrin, l'attuale presidente, giusto ma con risorse. Il presidente bellunese Roberto Padrin è favorevole al ritorno all'elezione diretta per la provincia. Università Venete, specializzandi, il 25% dei posti messi a bando resta scoperta, più del 25% dei posti per le specializzazioni mediche nella Università Venete resta scoperta. L'approfondimento sempre all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2. La crisi nel Mediterraneo. Sayed gela l'Unione Europea, non accettiamo profughi in cambio di denaro. Meloni, von der Leyen e Rutte in missione a Tunisi con un pacchetto da 150 milioni. Altri fondi per fermare gli immigrati irregolari, ma lui pretende l'accordo con il
Fondo Monetario Internazionale. Queste alcune dichiarazioni. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio italiano, è un primo passo verso un partenariato. Vogliamo arrivare al Consiglio europeo di fine giugno con un memorandum già firmato. Kais Saied, la soluzione che alcuni sostengono segretamente di ospitare in Tunisia migranti in cambio di denaro è disumana e inaccettabile. E sempre a proposito della crisi nel Mediterraneo, al tavolo con il dittatore, l'autocrate insofferente al pluralismo dovrebbe essere inserito fra i nemici della democrazia, invece la potente Europa si umilia davanti a chi in Tunisia ha scatenato la caccia al migrante. L'approfondimento a firma di Domenico Quirico è a pagina 3. PNRR, Fitto avverte le regioni, rendano conto delle spese, il ministro degli affari europei, fondi per pochi obiettivi con un preciso cronoprogramma, se non riescono a usare i soldi, le risorse resteranno allo Stato affinché siano utilizzate per intero. Appalti PNRR, localizzazione e valore aggregato, vediamo che sopra i 25 milioni di euro a richiederne l'utilizzo sono principalmente le province e le regioni del nord-ovest e in questo caso e in più quelle del centro e sud Italia. Poche, come possiamo vedere, comunque i progetti presentati sopra i 25 milioni di euro da parte anche delle isole, ovvero Sardegna e Sicilia. Lo scontro politico, ricongiungimento familiare, siamo a pagina 5, Bersani e compagni tornano nel PD, Conte freddo sulle alleanze, primo incontro con De Luca ma no al terzo mandato. E andiamo avanti con i fatti che riguardano l'Ucraina, la bandiera ucraina sui primi villaggi riconquistati da Kiev, la controffensiva procede verso est, i russi sparano sulle barche dei civili a Kherson, 3 vittime. Siamo nel Regno Unito, arrestata Sturgeon, in manette l'ex premier della Scozia accusata di reati finanziari dopo l'inchiesta sul fondi della SNP, sparite più di 600.000 sterline destinate al partito indipendentista, ad aprile era stato fermato il marito. Cata, dove sei? Fatti di attualità che ci portano nuovamente in Italia. Siamo a Firenze, sparita a 5 anni, tutta Firenze si mobilita nelle ricerche, un testimone, qualcuno l'ha presa, il malore della mamma, ora riportatemela, ho detto ai carabinieri chi può essere stato. È impossibile che si perda da sola, qualcuno l'ha presa e adesso deve riportarmela, questa è la dichiarazione della mamma di Cataleia, detta Cata, parliamo di Catrina. Le tappe, 48 ore di angoscia, a dare l'allarme è stata la mamma sabato pomeriggio, rientrata dal lavoro, non ha trovato la bambina che aveva affidato allo zio. Tempo fa la famiglia del fratello della donna aveva avuto una pesante discussione con una delle famiglie che occupano l'ex hotel, potrebbe essere la chiave del mistero. Tra le tante segnalazioni c'è una telefonata che gli inquirenti vagliano con attenzione, è quella di un uomo di etnia latina che sosteneva di avere una bambina con sé. E un altro approfondimento di cronaca che riguarda il nostro paese, l'ultimo bacio a Giulia e Tiago, l'amore non può fare male. Sant'Antimo, folla in lacrime ai funerali della 29enne incinta uccisa dal fidanzato. Siamo a pagina 10, notizie che riguardano il Veneto, morta nel rogo a Bruxelles, la vita spezzata di Anna. Proprio oggi Anna e il suo ragazzo avrebbero firmato il contratto per vivere in una casa più grande e i vicini abbiamo sentito le grida. Laureata all'Università di Padova alla facoltà di comunicazione, dal servizio civile europeo a Cipro fino al primo lavoro a Bruxelles. La veneziana dirigente della ONG. L'approfondimento lo troverete in questa pagina. I commenti dei familiari: Maria, la sorella affranta, forse stava dormendo, non ce l'ha fatta, l'addio, il funerale a Fiesso non appena sarà concesso il nulla osta. Questa è la tragedia appunto avvenuta in Belgio, che ha colpito anche, lo avete sentito, una giovane veneta, la 29enne di Fiesso d'Artico, è rimasta intrappolata nel violento incendio della casa dove viveva. Impossibile salvarsi in una situazione del genere, incerte le cause, sono in corso le indagini. Si parla di sanità veneta a pagina 12, scuole di specializzazione, oltre il 25% dei posti banditi è scoperto o abbandonato. Le branche in crisi sono le più importanti, anestesia ed emergenza urgenza. Medicina, le borse non assegnate nel 2022 nelle scuole di specializzazione venete. Troverete tutte appunto le specializzazioni con i posti banditi non assegnati, gli iscritti, gli abbandonati, gli abbandoni in percentuale, sempre per quanto riguarda la percentuale di abbandoni non più assegnati.
Ma andiamo avanti con le notizie che riguardano la provincia di Belluno. Siamo a pagina 18, emorragia di negozi nei piccoli centri, servizio sociale, abbattere le tasse. La proposta di legge muove dal basso, ordine del giorno nei comuni. Nel primo trimestre in provincia persi 34 punti vendita. La desertificazione commerciale nel primo trimestre di quest'anno in provincia ci sono persi 34 negozi al dettaglio, 7 all'ingrosso. In un anno il doppio al dettaglio, una decina all'ingrosso. Negli ultimi 4 anni la provincia ha perso 173 piccole attività commerciali, 55 all'ingrosso, e se nei primi 3 mesi di quest'anno la ristorazione e l'alloggio hanno in qualche modo resistito, perdendo solo 6 realtà, nell'ultimo anno ne sono state cancellate 19 e ben 55 dal 2019. Terre alte, situazione critica, Doglioni, stiamo peggiorando. Questa è la dichiarazione del presidente di Confcommercio che spinge per le zone economiche speciali, sostegno all'idea di favorire l'apertura di centri multifunzionali. E a proposito del vivere in montagna, Zoopè, la cooperativa regge sui volontari. Il presidente: ci aiutano con pulizie e rifornimenti. Su 189 abitanti del comune più piccolo della provincia, 123 sono soci, ci sono il bar e gli alimentari, ma soprattutto la gente si ritrova. Un'intervista che troverete appunto a pagina 19. Un bando da 34 milioni per il turismo, UNCEM scettica, battaglia tra poveri, l'iniziativa del Ministero, ma lo avete sentito, l'Unione Nazionale delle Unioni Montane è scettica, voce del suo presidente Marco Bussone. Pagina 20, spiritualità e turismo, in 500 km il cammino Dolomiti verso il rilancio. Provincia, DMO e diocesi collaborano per far conoscere il tracciato. Stefano Perale: deve diventare un tesoro per tutta la comunità. L'intervista appunto a Stefano Perale a firma di Ivan Ferigo vi aspetta a pagina 20. Continuiamo con pagina 21, vacanze per disabili a Villa Gregoriana, la montagna è accessibile a tutti. A Auronzo, un'iniziativa del Club Rotary di Belluno, Feltre, Cadore e Cortina, i saluti con un murales per fissare le emozioni. Vediamo appunto alcuni scatti di questa storica iniziativa del Rotary Club. Concluso il tour, evoluzioni sulle moto per i ragazzi della RSA, Mask to Ride a Cosighe. Vediamo Mattia Catapan durante un momento della sua esibizione al centro per disabili di Cosighe per Max to Ride. Siamo a pagina 22, con alunni e famiglie i rapporti si complicano, cara scuola, pare ieri ma come sei cambiata, 5 colonne dell'istruzione vanno in pensione e si raccontano le nuove sfide viste con gli occhi dell'esperienza, commozione ai saluti. L'articolo e l'approfondimento a firma di Paola Dallanese, diverse interviste, la docente di sostegno Ivana Bogo punta sull'inclusione, i disabili migliorano in classe, la veterana in amministrazione Teresa Fasano, segreteria appesantite dalla burocrazia, e ancora la vicaria del Renier Marina Jarabek, drammi per un 5, rialzarsi e crescere è più difficile. Il professore pendolare Francesco Mazza, l'attenzione si cattura con esempi di vita reale. L'insegnante di musica Maria Daniela Gaz, punto fermo a trasferimento per seguire l'allievo. Pagina 24, Belluno, addio professor Arrabito, insegnante di scienze, ebbe l'incarico di preside. Continuiamo, protesta dei post-it con tutte le ragioni, sui bus è un inferno, i foglietti colorati pieni di insulti e accuse, Dolomiti Bus chiede le scuse e la pulizia. Altre notizie brevi ci portano al Sedico. Domani saluto a Bortot fino all'ultimo in campo per eventi di solidarietà. Verranno celebrati domani alle 10:30 nella chiesa arciprestale di Sedico i funerali di Gabriele Bortot, 67enne, una vita come imprenditore elettricista, già titolare della ditta GB Service. Da qualche anno aveva raggiunto il traguardo della pensione. Al pago elementari e medie portano gli scolari al centro ittiogenico. Continuiamo con pagina 25, i Salton cedono la mano, arriva Pier Angelini, a Rifugio Biella sorrisi ai primi piatti romani. Il bando del demanio vinto dalla società di famiglia che produce droni, Amo la montagna, Cortina, posto unico. 3 giorni sui pedali da Venezia a Monaco con il tandem mountain bike, l'impresa di 2 amici di Ponte Treviso, le canoniche tappe percorse 3x3. Igne, rappresentazioni fiorite e mestieri della tradizione. Vediamo appunto uno degli allestimenti dell'infiorata del Corpus Domini di Igne. Tambre, predazioni continue, un altro attacco del lupo in Alpago, l'ultimo episodio è avvenuto sabato sera a Sora Lavina, allevatori esasperati, la razza locale a rischio estinzione. Sospirolo De Bon contro De Carlos, non conosce i fondi dei comuni di confine e cerca di informarsi, l'intervento piccato del sindaco di Sospirolo.
Salute, un servizio psicologico con 4 specialisti, visite gratuite in Cadore. E continuiamo con pagina 27, Feltre, la Castelli 24 ore diventerà a numero chiuso Piole, spettacolo garantito in sicurezza. Il presidente, 60 squadre e 30 solitari, la situazione è perfetta. Giovannotti promuove l'evento, è una cosa pazzesca. Vediamo appunto in questo scatto Giovannotti con Ivan Piol, anima e mente di questa storica iniziativa di Feltre. Provincia Altar sulla cronoscalata, Castellazza, sindaco di Pedavena, una mossa anomala. Il sindaco chiede un confronto sulla Pedavena Croce Daune. Passiamo ad Alano, deve tornare una casa per ferie, via 11 anziani da Colmirano. Ordinanza del sindaco alla San Vincenzo, carabinieri, pompieri e URSS hanno trovato 36 ospiti. L'autorizzazione della struttura è da 25 posti letto per le vacanze e quindi ovviamente non come casa di riposo. Cesio Maggiore, auto e moto si scontrano, 2 centauri all'ospedale. Lamon, concorso della Proloco dedicato all'acqua. Pedavera, 2 weekend intensi per celebrare il patrono. Siamo alla rubrica Cultura e Società, gli anni 50, tempo della rinascita e lo stile italiano da lezioni al mondo. Questa la notizia che troviamo appunto in merito alla rubrica Cultura e Società. Continuiamo invece con la rubrica Giorno e Notte, la rassegna dell'estate, musica con un mondo intorno. Bentornato Sherwood Festival, il parcheggio nord dello stadio Euganeo di Padova riprende vita dal 14 giugno, un mese di concerti, incontri e socialità per tante serate, €1 può bastare. Sport, come sempre l'edizione del lunedì è ricca di eventi sportivi. Incominciamo con lo sci alpino. Johnny Feltrin, le vacanze sono già finite, Goggia e compagne hanno ancora fame. Parla l'allenatore longaronese della Valanga Rosa dopo il primo ritiro in Francia. Tutte vogliono essere protagoniste a Milano Cortina 2026. Maggio serve per scaricare la tensione e poi bisogna tornare a lavorare a testa bassa. Pagina 32, Filippo De Colle e il miracolo su Tirol, ora non saremo più una sorpresa, si parla di calcio di Serie B. Il giocatore al Pagotto a un passo dalla finale promozione e segue la Dolomiti Veronesi, potrebbe fare lo stesso cammino. Calcio giovanile, esordienti in 250 alla festa finale ad Agordo, premiato per il suo impegno il dirigente Paolo Daldin, il Ponte Alpi impegnato nel Veronese alle fasi regionali. Tante le fotografie delle squadre che si sono succedute in questo ultimo atto della stagione. Il torneo Gordino, seconda gioia per il Voltago, ma Rivamonte non sfigura, 3-0 tra Voltago e Rivamonte, 1-1 tra Vallada Caprile, 2-0 tra Taibon e Gosaldo. E ancora per quanto riguarda il torneo a Gordino, la seconda giornata, 0-2 tra Cencenighe e Fodom, 2-1 tra La Valle e Canale, 0-2 tra Alleghe e Le Ville. Giro del Piave, De Carlo Magno vince a braccia alzate in Piazza dei Martiri Argento per Biagini. Decisivi la scalata del Nevegale e uno scatto nel finale, terza posizione per Cavallo che è imprendibile nei GPM. Mountain bike downhill, Lanner trionfa nel tempio dello sci, Gava non ha avversarie. Nuoto a staffetta, bracciate per solidarietà, la Vascalonga torna col botto, successo per la manifestazione organizzata dalla Sportivamente a Lambioi, Monestiere e Feltrin i più veloci in vasca, Gimbro al latte la squadra migliore. Atletica, trofeo delle province, Bordina è un ragazzo d'oro, Belluno arriva 12ª, vittoria individuale nel lungo con la misura su 5.08 davanti a Favotte e Mariuzzo. Corsa su strada, Bodaglia e Bulf dettano legge al San Vittore, da Boit e Argento. Saconi Dolomiti Extreme Trail, Nani è un gigante in Zoldo, Canzian mette in fila tutte nella seconda giornata della manifestazione, medaglia d'oro anche per Votta, ospite d'onore alle premiazioni Lucia Arnoldo con il bronzo mondiale juniores. Corsa Elena Andric e Andrea Marzon firmano la Cansiglio Run, l'atleta bellunese bissa il successo dell'anno scorso passando alla gara lunga, si è imposta con un vantaggio di 13 minuti su Valeria Gasparini e Anna Furlan. Automobilismo a Valle Lunga, brutto weekend per Fontana, sabato chiude di 18esimo, ieri invece il ritiro. Tante fotografie, scodinzola la carica dei 104 in ricordo di Mario Paganin, parliamo di Green Volley, siamo a Santa Giustina ed ecco appunto tante le squadre che si sono succedute in questo torneo appunto in ricordo di Mario Paganin. Atletica, Claudia Augusta Altinate Trail, Gheno e Pedri super nella 37 km. Calciomercato promozione, al Pago preso un altro big dopo Gioshi, è ufficiale la firma di Brustolon. Podismo vince la premiata ditta di De Colo nella Rivaron, Daniele e Francesca trionfano nella gara di Rivamonte, i giovani Denardine e Scola primeggiano tra gli under 18.
Calcio Serie A, lo spareggio, doppietta di Nogenge, Verona salvo, Spezia in B, 1-3 tra Spezia e Verona il risultato finale. MotoGP, Bagnaia stravince al Mugello e trascina la Ducati su un podio che si tinge di rosso. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo regolarmente nuvoloso con fasi di schiarite, soprattutto nelle ore centrali. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.